Una strada nata vecchia per buona parte del suo tragitto a unica carreggiata per senso di marcia e priva di corsie di emergenza, in cui transitano ogni giorno 75.000 veicoli. È un tarlo la strada regionale 308 del Santo. Tra i problemi principali le buche, alcune molto profonde. Da Veneto Strade arriva un programma di asfaltature da 8 milioni e mezzo di euro che interesserà 8 chilometri dell'arteria, con chiusure programmate della strada, soprattutto nel fine settimana, ma non solo, perché in alcuni tratti si dovrà scendere fino a 30 centimetri per stabilizzare il fondo. Un primo passo, ma non basta. Da inizio anno sono già due le vittime. L'ultima la scorsa settimana, un 56enne del Bangladesh, diretto a Pieve di Soligo da Padova, finito contro due auto durante un tentativo di sorpasso. La preoccupazione resta alta, spiega Sara Gaiani, presidente della Federazione dei 10 comuni del Campo San Pierese. Notiamo che la maggiore causa di incidenti è il tentativo di sorpasso. Questo è evidente soprattutto se si pensa che i veicoli, ad esempio i camion, hanno una velocità imposta di 70 km/h, mentre le macchine potrebbero transitare in 90. Questo genera delle condizioni rispetto alle quali le macchine tentano il sorpasso che purtroppo troppo spesso finisce male. Quindi è evidente che una doppia corsia per senso di marcia potrebbe minimizzare davvero questi gravi incidenti. Sindaci e regione sono al lavoro da tempo. Per il raddoppio servono 2 miliardi di euro. Come istituzioni dobbiamo riunirci e creare un tavolo di confronto per dare delle risposte, soprattutto anche in vista magari di quello che sarà il possibile polo ospedaliero, che aumenterà molto probabilmente anche il traffico veicolare in questa arteria che collega la provincia di Padova e Treviso.